Simone Starace, capitano del CJ, oggi vincente nel quarto di finale di Coppa Promozione. Un sogno l'avevate già realizzato, quello di poter giocare in Serie A, adesso rimane in piedi quello di vincere la Serie A2 giocandosela nella Coppa Promozione. La Pisana era una grande squadra, avete vinto tra virgolette in scioltezza guardando il punteggio, ma quali sono le tue impressioni sulla gara in generale? Direi che comunque noi l'abbiamo preparata bene, sappiamo che era una squadra forte e quindi noi siamo ridimensionati. Abbiamo aspettato, comunque la partita tra virgolette l'hanno quasi fatta loro, noi di ripartenza, sfruttando il nostro centravanti che ha fatto bene il suo lavoro. E poi quando ti trovi 2-3-0 è tutto più facile, viene tutto. Adesso il Fitness Club di Matteo Monteforte, volevamo chiederti se conosci questo giocatore che li ha trascinati in tutto e per tutto, un po' come ha fatto Cesaro con la Pisana Calciotto al Cirieci, l'ha fatto Monteforte allo Sport City, se conosci lui o in generale dal prossimo turno appunto che vi manca per approdare in finale, quello che ti aspetti e come la preparerete. Il giocatore non lo conosco personalmente, l'ho visto giocare alla Lega, per Mancino, tutto qua. E come abbiamo preparato bene questa gara prepareremo anche la prossima, perché comunque vogliamo la finale e vincere sia Coppa che campionato. Ultima domanda, l'abbiamo visto giocare tanti anni sui campi della Lega Calciotto in Serie A2, qual è la differenza che vedi tra questa squadra che avete messo su comunque quest'anno, questo gruppo che state portando, avete portato in Serie A e volete portare ad alti livelli in Serie A, e agli altri dove casomai si vedevano tante individualità ma non si vedeva una testa di squadra del genere che andasse avanti nonostante, al netto delle qualità tecniche dei giocatori in generale? Guarda, noi facciamo la Lega, io avevo 16 anni. Quindi direi che la vince il gruppo, non la vince il singolo. Noi siamo un gruppo d'amici che gioca un sacco d'anni insieme, quindi è questa la marcia in più, diciamo. Non è il singolo. Certo poi serve, se no non vinci i campionati, non vinci, fai il primo. Noi l'anno scorso abbiamo fatta a 2 e abbiamo fatto quarti, senza mai rischiare di arrivare. Quindi il gruppo con qualche innesto giusto fa la differenza. Grazie e complimenti a Simone Starace. Grazie.